Lui è Carlo Doneddu e a lui affido anche il compito di presentare i brani che avevamo di proporre, perché è stato incerto sino all'ultimo, spero abbia sciolto la riserva. Carlo Doneddu. Allora, io ogni volta che mi presento qualcuno dico che mi chiamo Doneddu, tutti mi dicono Doneddu di BT. È vero, no, però ancora non sono riuscito a trovare, magari c'è qualche parente in sala. Siamo parenti! Ci sono, Qui parliamo. Bene, il primo brano che vado a presentare si intitola A Berlino, un brano che ho scritto qualche tempo fa, proprio al ritorno da un viaggio dalla Germania, appunto da Berlino con la mia famiglia. Racconta un po' della città e chiude, diciamo, con un epilogo che parla di mia figlia che corre in un vecchio aeroporto che era stato costruito nella seconda guerra mondiale, diciamo, quando Berlino appunto era fondamentalmente un'isola all'interno scusate, sì, è stato costruito dopo la seconda guerra mondiale, quando appunto c'è stata la divisione tra i due parti della Germania. Appunto questa visione di mia figlia che corre in questo ex aeroporto al centro della città, che è diventato qualcos'altro rispetto a quello che era al tempo. Berlino. A Berlino non si vedono mai colli, sono un cielo grigio vuoto cade, la speranza della gente tutta in strada, tra discorsi con i mercanti inglesi, speculatori immobiliari, nascosta nei vestiti alla moda degli anni 80 americani. A Berlino puoi viaggiare per 6 ore, su dei binari costruiti per non far scappare, se poi ci pensi ogni parete ti riporta un trip, a me ricorda i CCCP, e la mia che non c'è più. Questi sensi sono troppo avanti come il Truman Show, dalle fortune come Monolox, e poi ci è andato pure a suonare. Lo dice Gianni che fa il cicerone che sta a Berlino dal 2000 a ottobre e ancora non sa che fare. Che fare? Che fare? Che fare? A Berlino uno strumento popolare è l'ordenador, e che mi fa sentire del tutto inadeguato. Alle fabbriche ci sono solo suoni, è vero, portano fuori ma io non so suonare. Dentro alle fabbriche ci sono solo suoni, è vero, portano di fuori ma io non so suonare. Sofia che corre in quell'ex aeroporto e da sveglia che scherza non le importa di niente, se è passata una guerra mondiale, se cambiamo un sistema solare, guarda quel muro e lo porta al presente, qualcuno ha dipinto una faccia su niente, non è di nessun ideale, è soltanto una faccia normale. Bene, quest'altra canzone è un pezzo che ho scritto da poco, non ha ancora un titolo ben definito.
lo chiamo amico mio, ma non credo che si chiamerà così. E parla un po' di quello che ci sta succedendo come umanità, come persone, come società. Poi non c'ho nient'altro da dire rispetto a questi brani. Grazie. Amico mio, sembri un po' stanco, ascolti quella che fa la 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 la. E giovedì sembra domenica e ti chiami fuori, forse dai meglio hai un bar. Che posso dirti, ti hanno messo dalla parte della lana, invitandoti a acquistare con i voucher libertà. Dentro agli uffici i ragionieri stanno scrivendo le canzoni e tu poeta resti a casa e sogni il mare. Ti pieni di pagliacci e scordi il mare, campi pieni di palazzi e scordi il mare. Amico mio, sembri affannato, ascolti quella che fa la 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 la. Questa città sembra la luna e ci spendiamo in scommesse su quando cadrà. Che posso dirti, ci han sputato sulla faccia la fortuna, notiziari come cantici d'inferno guarda noi, rubando il tempo ad ogni frame, mentre la radio dice a me che non c'è, che t'aspettavi se che non c'è. Non puoi comprare quel che volevi, lo sai che c'è. Non puoi sognare quel che volevi, lo sai che c'è. Amico mio, sembri un po' matto, ascolti questa che fa la 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 la. Se già ti scappa su Plutone, a te ti importa di un pallone o di chi vincerà. Che posso dirti se hai scambiato col cinismo la cultura, le poesie d'adolescente a un'estate di paura. Si spegne il condizionatore, sta arrivando l'uomo nero, mascheratevi e tenete mascheratevi. Dopo armatevi e correte, dopo armatevi.